Gli occhiali da sole qui non ce n'è decisamente bisogno, e queste sono delle incisioni rupestri venute nell'ingresso, cosa abbastanza rara peraltro. Questa tomba di gigante si vede, qua siamo all'ingresso, di là c'è la parte terminale, vedete questa copertura a piattabanda, e qui davanti c'è l'esedra orientata a nord, un'esedra in parte naturale ricavata nella roccia, negli affioramenti rocciosi, in parte costruita, che dà esattamente verso il nuraghe Tacconi di fronte a noi.